buona giornata a tutti voi telespettatori, una buona domenica. Si è appena conclusa la Santa Messa officiata dal Patriarca Moraglia con la benedizione alla città e a tutti i fedeli, un momento che abbiamo vissuto in diretta. Abbiamo voluto condividere con tutti voi come sempre questo appuntamento di fede in questi giorni difficili di emergenza coronavirus in cui non si può assistere di persona alla Santa Messa, però ecco, noi quotidianamente portiamo nelle vostre case questo momento davvero intenso e profondo per condividere con tutti voi proprio questa preghiera collettiva e corale. Si parla intanto, siamo in attesa, dicevamo, alle 12:30 della conferenza stampa puntuale che il governatore Zaia assieme agli assessori Lanzarina e Bottacine tiene puntualmente nella sede regionale della Protezione Civile. Intanto è proprio il governatore Zaia che via Skype, intervistato via Skype, ci illustra quale futuro a livello proprio delle prossime elezioni. Sentiamo. Per fare le elezioni ci vuole un decreto del Consiglio dei Ministri, quindi è questo governo che non è di certo affine alle mie idee, quindi sono loro che decidono. Dopodiché ci sono a bocce ferme, le elezioni si dovrebbero fare in una finestra che va dal 15 ottobre al 15 dicembre. È dichiarato che non si faranno mai più, visto e considerato che se arriva l'infezione, chi è, e lo dice l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, chi è che va a votare a ottobre o a novembre? Altro aspetto spiegato ai cittadini, scadono comuni e le 6 regioni italiane, tra le quali il Veneto, a fine maggio, il 30 maggio. Vuol dire che dal 30 maggio, secondo norma, bisognerebbe convocare i comizi e andare a votare, come accade sempre. C'è qualcuno che vorrebbe la proroga fino a settembre-ottobre, perché è questo che si dice. Primo problema, i governatori, se hanno un'infezione in arrivo, devono avere i pieni poteri, perché i governatori governano la sanità e il governo ha capito questo aspetto. Secondo aspetto, lo dico anche, è la cosa più bella andare a votare, nel senso parlo contro i miei interessi, no? Io scado a fine maggio e andare a votare. Quindi le linee di pensiero sono due, la mia, quella degli altri governatori, che vengano eletti subito i nuovi governatori. L'altra linea di pensiero che si proroghi di 6 mesi, governatori, consiglieri regionali e quant'altro, ovvero si paghino gli stipendi in proroga in attesa che poi un giorno si voterà. Penso che sia più logico, scusi, ma se si apre tutto il 4 di maggio, 4 giugno, 4 luglio e si arriva al 12, penso che è difficile giustificare ai cittadini che non si va a votare e si va a votare dopo 6 mesi. Ma secondo lei, visto che considerato che propongo andare a settembre, metà settembre mi sembra aver capito, vuol dire che la campagna elettorale è molto più, diciamo, coinvolgente ad agosto? Cioè, a chi la vogliamo raccontare? Il governatore Zaia si rivolge al governo e un appello al governo viene lanciato anche dal sindaco di Borgoricco. Sentiamo perché. Il sindaco di Borgoricco, Alberto Stefani, ha lanciato un appello al presidente del Consiglio Giuseppe Conte sulla questione dei bambini autistici o con disturbi del comportamento gravi. Se la loro situazione è attestata da un certificato medico, dice il primo cittadino, facciamoli accedere ai parchi pubblici a rotazione, magari per mezz'ora a testa. Dare questa possibilità ai sindaci che la riterranno opportuna e fattibile per molte famiglie significherebbe tanto. Parliamo di bambini che soffrono in maniera particolare l'isolamento forzato, spesso arrivando a forme di forte ansia, paura e autolesionismo e che hanno una reale necessità di uscire di casa. Bambini protagonisti del prossimo servizio, vi mostriamo i disegni realizzati dalla seconda C dell'elementare Canova di Bassano. Tu me lo dici, io non lo vedo, qui c'è un virus e come un veleno, un maledetto male sospetto, un diluvio universale che stravolge ogni progetto. Noi, insieme a loro, combattiamo per non farlo entrare. Una guerra è nata sospetta, che possiamo debellare con i giusti accorgimenti. Basta stare in casa senza tanti abbracciamenti, evitare giorno e notte pure assembramenti, fragili combinazioni tra ragione ed emozioni, solitudine e precauzioni. Ma lo sai che si può fare, il contatto virtuale è un complesso meccanismo che fa stare insieme anche se lontani, anche se è più bello stare insieme.
ci dobbiamo adesso accontentare. E perché devi stare a casa se mi vuoi davvero bene, viceversa. E perché devo stare a casa se ti voglio tanto bene, viceversa. E detto questo, che cosa ci resta? Alcune regole dentro la testa. Stare distanti 1 metro ciascuno e per qualche settimana non baciare più nessuno. Esci se è un'emergenza e stai molto attento all'affluenza. Segui tutti i consigli, il lavaggio delle mani, un rimedio naturale, vivere ogni giorno senza farsi spaventare, muoviti soltanto per la spesa e non barare, accendi la ragione che non sia la tentazione di lasciarti abbandonare alle emozioni. Ma lo sai che si può fare, il contatto virtuale è un complesso meccanismo che fa stare insieme anche se lontani, anche se è più bello stare insieme, ci dobbiamo adesso accontentare, perché devi stare a casa se mi vuoi davvero bene, viceversa. Perché devo stare a casa se ti voglio tanto bene, viceversa. Bravi, bravi bambini della seconda C dell'elementare Canova di Bassano, qualche minuto di pausa. Rieccoci in studio, siamo nuovamente in diretta Focus TG, adesso parliamo di tamponi perché già da domani diverse strutture private inizieranno a eseguire i test rapidi. Nello stesso tempo il direttore generale dell'ULSS 2 Francesco Benazzi raccomanda la cautela. Noi siamo sanità pubblica, quindi come dice giustamente il Presidente Zaia, noi stiamo facendo, la dottoressa Russo ci ha dato un percorso degli step, quindi noi abbiamo avuto in primis tutti i nostri operatori e stiamo concludendo con tutti i nostri operatori. Poi le case riposo, i centri servizi, abbiamo concluso. L'ULSS 2 Marca Trevigiana prosegue per la strada dei tamponi, quella tracciata dalla Regione. Si procede quindi con lo screening delle categorie a rischio. Stiamo facendo i centri per disabili e i centri di salute mentale, poi credo entro le fine il 28 il 29 di aprile partiremo con tutte le forze dell'ordine. Ho chiesto al prefetto e lei ci ha dato una calendarizzazione, poi partiremo a farmacisti eccetera, quindi tutte le categorie considerate a rischio. Noi abbiamo questo obbligo etico ma anche ovviamente professionale. Altra storia l'esecuzione dei test rapidi da parte delle strutture private, test che va sottolineato hanno un indice di attendibilità inferiore rispetto al classico tampone. Ovviamente libero mercato è un'altra cosa, è giusto che ci sia questa ansia da coronavirus, io la chiamo, no? Quindi ognuno di noi vuole tranquillizzarsi eccetera. L'unica cosa che penso è questa, che nel momento in cui il cittadino sia ovviamente positivo a questo test serologico, per ovvie ragioni deve mettersi in quarantena. Quarantena che deve seguire un percorso che può portare all'effettuazione del tampone da parte dell'ULSS solo attraverso il filtro del medico di base e la comparsa di sintomi. Insomma, il soggetto positivo al test rapido non può pretendere il tampone in maniera automatica. Assolutamente no, lo può pretendere telefonando al proprio medico di famiglia che fa il filtro vero, perché il medico di famiglia è la persona che ovviamente riesce a capire se quei sintomi sono collegabili ovviamente a una possibile infezione importante che la persona potrebbe avere essendo risultata la stessa positiva al test serologico. Allora in quel caso là il medico curante è lui che fa la richiesta e subitaneamente dopo fatta la richiesta nel giro di un giorno viene organizzato e viene fatto il tampone.
Abbiamo sentito dunque la posizione del direttore generale dell'ULSS 2 Francesco Benazzi. Siamo in attesa dell'arrivo, vedete anche voi tutto è sistemato e posizionato nella sede regionale della protezione civile del presidente Zaia e degli assessori Lanzarin e Bottacin per la puntuale conferenza stampa in cui verranno dati tutti gli aggiornamenti, i dati aggiornati in merito alla situazione delle persone, dei pazienti ricoverati negli ospedali e le persone guarite. Io intanto approfitterei, in attesa proprio perché è questione di minuti dell'arrivo di Zaia, approfitterei proprio per leggere alcuni dei vostri messaggi che continuano ad arrivare al 340 32 18 806. Ricordo ancora una volta, inviate messaggi, inviate fotografie, inviate video, ma non fate telefonate, perché noi non rispondiamo al telefono, appunto l'abbiamo dedicato solamente ai messaggi che scorrono, lo state vedendo sui vostri teleschermi. Cercherò di leggerne il più possibile, però sono talmente tanti che purtroppo non riuscirò a leggerli tutti. Comunque cercheremo di trasmetterli il più possibile le vostre foto e i vostri video che ovviamente noi trasmetteremo e vi mostreremo durante le nostre dirette. Allora cominciamo con questo messaggio che viene diretto direttamente al presidente Zaia. Alla cortese attenzione del presidente Luca Zaia: sono un cittadino trevigiano, vivo in un condominio che ospita 30 famiglie e parlo a nome della maggioranza. Dall'ordinanza da lei emanata tutti noi ci siamo attenuti alle regole stabilite con diligenza. Bene, dico io. Per questo abbiamo notato un signore recarsi spesso e volentieri presso l'abitazione di una condomina con 2 figlie minori. Siamo certi che questa persona viene da un altro comune che dista 20 chilometri da Treviso. Abbiamo denunciato il fatto alle autorità competenti. Ad oggi, nonostante i 2 controlli fatti, il signore continua ad andare e venire quando gli pare, infischiandosene altamente della legge. Molti di noi sono in ansia e non nego anche un po' arrabbiati, visto che non risiede qui e non ha nessun grado di parentela con la donna. Qui abitano molti anziani con svariate patologie, può capire bene le nostre paure. Cosa possiamo fare oltre a quello che abbiamo già fatto? È una bella domanda che ci pone questo nostro telespettatore. Immaginiamo la rabbia nel momento in cui lui ha segnalato la cosa alle autorità competenti, però pare che la persona in questione non tenga conto di queste direttive. Bisognerebbe davvero farlo presente ancora una volta alla condomina, alla persona che riceve la visita di questa persona, e continuare a ripeterlo, a dirlo, a chiamare le forze dell'ordine. Magari proprio nel momento in cui vedete che la persona è lì, chiamate direttamente le forze dell'ordine, così viene, tra virgolette, colto in flagranza e almeno dovrà spiegare, giustificare il suo essere in quel posto, pur non essendo residente e non avendo nessun grado di parentela con la persona. Di conseguenza, ecco, voi non stancatevi, non demordete, continuate a chiamare le forze dell'ordine proprio magari nel momento in cui lo vedete presente nella casa di questa donna, e insomma dovrà poi dar lui le spiegazioni, dovranno dar loro anzi le spiegazioni per questo comportamento non corretto, perché possiamo capire benissimo la vostra preoccupazione, soprattutto essendoci, come ha dichiarato lei nel suo messaggio, diversi anziani. Sono arrivati il presidente Zaia e i 2 assessori Lanzarin e Bottacin. Io vi lascio alla diretta della conferenza stampa. Prego. Ehi, ciao. Buongiorno, grazie a tutti, buona domenica, un saluto a tutti coloro che sono collegati in diretta, anche buon pranzo, mi immagino che qualcuno stia anche mangiando, pranzando, quindi direi di iniziare subito. Vi ricordo che da ieri facciamo un bollettino al giorno, quindi diamo la comunicazione una volta al giorno per un fatto di economia e anche di organizzazione del lavoro. Però continuiamo a dare i bollettini. I tamponi effettuati sono 256.286. Le persone in isolamento, come vedete, stanno scendendo. Siamo a 11.913. Il numero di positivi sono 15, accertati fino ad ora 15.935, e continuo a ripetere che il numero di positivi è un dato abbastanza aleatorio, perché dipende dal fatto dipende dai tamponi che si sono fatti, quindi se una comunità ha deciso di fare tamponi oppure no. I ricoverati sono 1.448, continuano a scendere, sono 23 in meno rispetto a ieri. Rispetto all'ultimo bollettino di ieri a mezzogiorno, 1448.
Le terapie intensive continuano a scendere, siamo a 184, ieri erano 190 se ricordate. Peraltro c'è un altro dato interessante, che è il secondo giorno oggi nel quale le terapie intensive non coronavirus superano il coronavirus, quindi è da 2 giorni che c'è anche questa inversione. Sono 197 oggi le persone in terapia intensiva che non sono coronavirus. I dimessi sono 2089. I morti sono 918, sono esattamente 18 più di ieri, e se andiamo a vedere la mortalità totale, compreso tutto anche il calcolo della mortalità extraospedaliera, cioè fuori dagli ospedali, in totale i morti da coronavirus in Veneto ad oggi sono, a quest'ora, anzi a un'ora fa, sono 1087. I nati sono 68. Allora, 2 brevi considerazioni. Le considerazioni sono presto dette, nel senso che questa mattina abbiamo fatto anche questa mattina una lunga videoconferenza e poi anche una riunione con i direttori generali. Poi l'assessore Lanzarini mi darà magari qualche aggiornamento sulle case di riposo ancora. Allora, noi abbiamo testato tutti i dipendenti della sanità, si sono fatti i test in tutto il mondo delle case di riposo. Vi ricordo, non vorrei mai che fosse sfuggito questo dato, che questo vale quasi 120.000 persone, 60.000 più o meno case di riposo, 30.000 ospiti e 30.000 lavoratori diretti e indiretti, e altri 54-55.000, ma si può dire anche 60.000 che sono a corredo, quindi 110-120.000 persone testate. I direttori generali hanno ovviamente il piano di sanità pubblica, ecco, questo è il termine esatto, prevede che si vadano a testare e seguire le case di riposo, è il piano di sanità pubblica che abbiamo adottato vista l'emergenza, e proprio per questo fondamentalmente tutti i giorni si entreranno nelle case di riposo a continuare a far test, quindi con un'azione di mantenimento, visto considerato che il primo giro totale si è fatto, in maniera tale che il nostro obiettivo sia quello che alla volta di 10-11 giorni si rifaccia sempre il giro, ogni 10-11 giorni, facendo circa un 8-10% di test al giorno in tutte le case di riposo, ogni 10 giorni si è rifatto il refresh per tutti gli ospiti. Questo ci dà motivo di pensare di poter stabilizzare ovviamente tutta questa partita. Domani l'assessore Lanzarini vi darà dei dati importanti che sta elaborando rispetto alle case di riposo, vi darà dei dati per fasce di positività, e quindi vedremo quante case di riposo hanno contagi zero, e ce ne sono. Per dire, stamattina mi è arrivato un messaggio dalla sindaca di Arzignano, e mi ha detto: noi posso dirti ufficialmente che i contagi da noi sono zero. Ma così vi ho citato 2 case di riposo di Fara di Soligo e altre Monastiere, e altre Follina e molte altre case, il che vuol dire che poi il tema gestionale ha pesato moltissimo su questo fronte. Detto questo, è giusto che siano presentati tutti i dati, visto e considerato che abbiamo 300 case di riposo. Per quanto riguarda il futuro, voi sapete che ieri noi abbiamo avuto una videoconferenza con i colleghi presidenti alle 16, e poi si è riunita la cabina di regia alle, penso fossero alle 18, se non ricordo male, con Conte, per il tema della ripartenza. Noi come Presidenti di Regione abbiamo riportato in un documento delle richieste chiare, che sono quelle ovviamente del non essere ufficio complicazioni e affari semplici, che la ripartenza, io ho fatto un intervento ieri ricordando che risulta fondamentale pensare che già ottimamente riusciamo a dare una risposta con il dispositivo, cioè la mascherina è una condizione sine qua non.
quando facevo l'esempio anche ai colleghi precedenti, quando vediamo che i 10.000, quasi 10.000 medici della sanità, degli ospedali, si sono infettati per l'1,3%, e stiamo parlando di un campione non rappresentativo, perché non è un campione di popolazione normale, che fa una vita normale, ma è un campione non rappresentativo statisticamente perché è più esposto al rischio, fa l'1,3% con distanza sociale zero, nel senso che il paziente viene manipolato, quindi non c'è la distanza prevista, non c'è il rispetto del droplet o quant'altro, quindi si capisce che la riapertura parte dalle mascherine, punto. Parte dalle mascherine una serie di provvedimenti che noi abbiamo scritto nel nostro piano, che sono assolutamente affrontabili da qualsiasi impresa. Ci sono molte imprese che si iscrivono ad essere, diciamo, delle imprese sperimentali, il che non vuol dire che apriranno domani mattina perché sono nel protocollo sperimentale. Sono aziende che già sono aperte per i codici Ateco e chiedono di poter anche essere oggetto di sperimentazione. Questo è fondamentale, e quindi ringrazio tutti quelli che si sono messi a disposizione. Dicevo, noi abbiamo chiesto quindi che non ci sia questa visione di ufficio complicazioni e affari semplici, cioè nel senso che l'interesse è quello di lasciar vivere i cittadini e che facciano sicuramente in sicurezza, ma che siano misure assolutamente applicabili. Dall'altro, che ci siano delle linee guida a livello nazionale. Sappiamo che il comitato scientifico sta elaborando una serie di prescrizioni, di indicazioni. Io le chiamerei linee guida, perché poi ogni regione va da sé e riuscirà poi a calare queste linee guida con dei provvedimenti sul territorio, questo proprio per attutire magari eventuali rigidità. Ed infine che ci sia un'apertura. Allora la mia posizione è quella che se c'è supporto scientifico è giusto che si apra. Sancito che si può mettere in sicurezza il cittadino, sancito che siamo davanti ad esempio per la nostra regione a un trend che ormai da quasi 2 settimane è decisamente con una tendenza all'attenuazione degli effetti del contagio, direi che si può affrontare agevolmente questo tema, il tema della riapertura. Tempi. Io speravo ci fosse qualche segnale in questo limbo che ci separa dal 4 maggio. Spero che qualche segnale arrivi anche prima, dopodiché immagino se no che il 4 maggio sia assolutamente la deadline, no? la linea ultima oltre la quale appunto ci siano solo che provvedimenti per le aperture. Basta, non aggiungerei altro, passerei la parola a voi oggi, così andate a casa presto. Scusate, Latino di Padova, lo dico io così sarà. Buongiorno Presidente. Sì, ciao. A proposito di riapertura, insomma, che è un tema, mi pare, un tema d'attualità, un tema un po' all'attenzione di tutti. Pare di capire che rispetto alle aspettative di alcune regioni come il Veneto, ma anche come la Lombardia, come il Piemonte, ieri il Presidente del Consiglio abbia un po' frenato, nel senso che tu ieri ci avevi detto, ma insomma qualche ripartenza anticipata in sicurezza, in modo parziale, in modo graduale, io sarei favorevole. Da Conte invece è venuto un no, mi pare di capire. Ma un no, guarda, non te lo so dire, nel senso che i colleghi mi dicono che è stata una discussione, diciamo, interlocutoria e anche tranquilla e serena da quello che mi hanno raccontato. Io non sono nella cabina di regia, perché c'è il Presidente Bonaccini, c'è il Presidente Musumeci e c'è il Presidente Totti. Scusate, Fontana. Detto questo, c'è ancora qualche giorno da qui al 4 maggio, probabile che ci siano anche, diciamo, delle decisioni, diciamo, in via sperimentale che si possono prendere, però mi sembra di aver capito e di capire dall'interlocuzione che è in corso che comunque il 4 maggio rappresenti assolutamente una data importante per la ripartenza, e dopo cercheremo di capire la qualità di questa ripartenza e la quantità, cioè quante imprese
e che tipo di imprese. Io spero assolutamente che si affronti questo tema, perché altrimenti sarebbe difficile sostenere anche con i cittadini che si aspettano in sicurezza di poter avere meno restrizioni. Ecco, a questo proposito, un'altra domanda. Sempre ieri è emersa, da quello che apprendiamo insomma, nel corso dell'introduzione della cabina di regia, è emersa l'ipotesi di, come dire, di un blocco iniziale degli spostamenti da regione a regione, e in particolare per quanto riguarda il Veneto si parlava del Veneto occidentale soggetto a questi limiti iniziali. Ti risulta qualcosa? Al momento no. Al momento non mi risulta assolutamente questo, anche perché se parlano del Veneto devono parlare con noi, non ci risulta questo. Magari ci sono anche delle basi scientifiche, però al momento non ne sappiamo nulla, cioè, assolutamente no. Certo che sarebbe difficile bloccare lo spostamento fuori regione quando tu apri le imprese, cioè le imprese cosa fanno? Si fermano al confine e lanciano i pacchi al volo in modo tale che nessuno attraversi il confine, cioè, mi sembra ridicola come soluzione. Cioè, queste soluzioni vanno bene in regimi di quarantena, ma non in regimi di apertura, dove le imprese per costituzione investono sui rapporti, sulle relazioni, sulle connessioni. E poi cosa vuol dire? Vuol dire che i treni si fermeranno e faranno scendere le persone? Non lo so, pensate, i treni sono ancora in funzione, quindi vieteremo di utilizzare tutti i mezzi pubblici che attraversano i confini regionali? No, lo dico perché da fonti della regione Campania, ad esempio, ma in parte anche da parte della Puglia, si è insistito su questa necessità di limitare nella prima fase i movimenti da regione a regione. Sì, ho capito, ma ripeto, ok, è una prima forma di autonomia, ben venga, no? Il Sud ha deciso di sposare il nostro progetto autonomista, non so, lo dico come battuta, poi posso fare anche un appello, finitela di dire nord contro sud, se sono loro che dicono che chiudono le frontiere sarà sud contro nord o no? Una volta nella vita è possibile che dite anche questo? Cioè, loro propongono di chiudere i confini regionali, la Campania, i titoli nord contro sud, è sud contro nord sta roba qua, altro che nord contro sud. Vabbè, a parte questo, dico che mettetemi nei panni di un cittadino che sale in treno, quindi vuol dire che i treni verranno tutti soppressi. Tutti i treni che escono dai territori regionali non hanno più senso di esistere, quindi Frecciarossa non partirà più da Milano e va a Roma, sta fermo, non c'era più nessun tipo di trasporto che potrà essere autorizzato, e quindi che proposta è questa qui? Ma che proposta è? Se stiamo parlando di confini regionali, se poi c'è qualcuno che vuole preservare, che so, un'area perché è un'area delicata, un'area ad altissima popolosità, un'area dove ci sono persone a rischio o quant'altro, questo è comprensibile, ma che uno dica che i confini regionali non si varcano, si spiegheranno come faranno a mettere in piedi tutte queste misure. Fermo restando che noi siamo sempre stati quelli che hanno ospitato e accettato tutti, questo ribaditelo, io non ho fatto ordinanza di mandare via la gente dalle seconde case. Rete Veneta, prego. Ciao. Presidente, anche stamattina io credo che ci sarà molta confusione a partire da domani mattina. Le faccio queste cose, lei stesso ha parlato anche del settore della moda come settore strategico che deve ripartire. Assolutamente sì. Proprio stamattina abbiamo ricevuto un paio di telefonate da parte di dipendenti che lavorano nel ramo calzaturiero, che sono stati chiamati dall'azienda per lavorare a partire da domani mattina ed esprimevano una certa preoccupazione perché poi d'altro canto c'è il governo che dice no, non si apre niente fino al 4 maggio, speriamo quindi di prendere una multa anche durante lo spostamento verso i posti di lavoro. Ma guardate, queste aziende, conosco la vicenda, ci è stata segnalata, aprono perché hanno dei codici Ateco, sono autorizzate, sono aziende che fanno queste attività per le quali sono autorizzate, esempio la prototipazione, se stai parlando di calzature, no? Dico che aprono secondo i criteri stabiliti, debbono rispettare l'accordo dei famosi 13 punti, governo, parti sociali e datori di lavoro, per cui noi continueremo a fare i controlli con le SPISAL e se qualcuno, senza fare
mettere in piedi uno stato di polizia. Se qualcuno ha qualcosa da segnalare lo segnali con serenità, ce lo segnala, però insomma ci debbono essere i dispositivi, i distanziamenti, i gel e tutte le storie che bisogna avere nelle aziende. Ma guardate, le aziende che noi abbiamo controllato fino ad ora, penso che il 99-98% fosse assolutamente in regola. È stato magari qualcuno che magari ha avuto qualche dipendente che aveva la mascherina al collo piuttosto che una mascherina non cambiata. Io vedo aziende, le avete viste anche voi, fra l'altro in TV, ne abbiamo viste, che danno 3 mascherine al giorno, mattino, mezzogiorno e sera addirittura. Per cui penso che se è così è in linea con gli accordi sottoscritti. Massimo Zennaro dice... mi ha anticipato, volevo chiedere delle aperture anticipate, sembra che sia possibile anche a livello governativo, sembra abbiano lasciato qualche possibilità alle aperture al 27 di questo mese per determinati settori, tra cui moda e cantieri. Questo va nella linea di quanto richiesto da lei? Sì, c'è questa, diciamo, gira questa notizia, però è bene attendere che si consolidi. Io non l'ho fatto accenno. Ma secondo me se ci sarà la possibilità di fare una preapertura, una vernice della fase 2, definiamola così, un'anteprima della fase 2, si dovrà consolidare con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, quindi un nuovo DPCM che autorizzi a ulteriori nuovi codici Ateco, perché poi alla fine è tutta una partita di codici. Presidente, posso? Buongiorno, Significante. Ciao Emiliano. Mi permetta una battuta. Mi lascia un po' perplesso la parola semplificazione in Italia. Abbiamo già visto un po' già con gli aiuti economici la curiosità per accedere e tutto. Siete fiduciosi, insomma, che riscontro avete avuto? Ma guarda, noi abbiamo una soluzione molto semplice. I colleghi delle regioni, i colleghi governatori la condividono con me, che se abbiamo le linee guida, no? Cioè, applicate l'accordo parti sociali e datori di lavoro fatto col governo, piuttosto che altre linee guida macro, poi calarle sul territorio in maniera esecutiva e sarà a far nostro. L'assessore Lanzarin ha già incontrato le parti sociali e il tavolo con i datori di lavoro, domani entro mezzogiorno restituiscono le eventuali osservazioni al nostro piano, ma sono assolutamente, è un piano assolutamente sostenibile e che sicuramente mette in salvaguardia i lavoratori. Cioè, noi insomma abbiamo una visione molto semplice. Vi ho fatto adesso, per carità, è diventato un tormentone quello del box in spiaggia, e evito di fare altre battute, però quello vuol dire semplificare. È inutile che mettiamo il box dove non tira un filo d'aria e dove comunque è antiestetico, dove troveremo delle modalità, ma con gli operatori stiamo costruendo il progetto con gli operatori che ci dicono: guarda, noi riusciamo a togliere una fila di ombrelloni sì, una no, o aumentare le distanze, poi mai in spiaggia con la mascherina, se vai in mezzo alla gente te la metterai sta mascherina, no? Se invece stai lì tranquillo, distanziato a prendere il sole, te la togli e prendi il sole. E in acqua come faccio? In acqua vai col tubo respiratore, con la mascherina e con le pinne, cosa volete che vi dica? Cioè bisogna anche avere un po' di senso pratico poi sulle cose. Peraltro c'è il tema, molti mi hanno scritto dei parrucchieri, quindi però allora, c'è chi sa solo fare i tutorial per dire che la mascherina non va bene perché non riesci a tagliare bene i capelli in zona orecchie e altre robe del genere, e poi c'è chi invece mi manda un tutorial, Veneti, Semo, e hanno già brevettato una mascherina adesiva e quindi l'appoggi, si attacca alla pelle e te la togli appena hai finito l'attività da parrucchiere o da barbiere e ti rimetti la tua. E questo vuol dire avere senso pratico. Non è che stiamo qui a parlare qua c'è un mondo di esperti, vedo video, tutti che sa tutto, però dovremmo fare una lista, faremo un albo di quello tutti che sa tutto. Se uno si iscrive, io sono uno che sono della categoria tutto che sa tutto, ecco, bene, ti iscrivi quando abbiamo un problema, non alla fine, all'inizio ti chiamiamo, ma all'inizio
no alla fine. Tutti bravi a fare i tutorial adesso sul coronavirus. Io avrei con un po' di quotidiani, un commento sulla situazione estera, quindi è scandaloso quello che sta accadendo in Inghilterra, le case di riposo abbandonate completamente a questi anziani e i numeri che per giunta dei decessi non vengono nemmeno segnalati o inseriti in ambito... Sì, ma noi cittadini, perdonatemi Emiliano, quante volte come italiani, no? Quante volte abbiamo esaltato nella comunicazione e neanche nelle discussioni la bellezza degli altri, no? Ma quanto più bravi sei gli altri, e i tedeschi, e la Gran Bretagna, e gli Stati Uniti. E voi dovreste fare dei pezzi, ve lo suggerisco, perdonatemi, ve li do io i numeri di telefono, dei nostri ragazzi, lavoratori o studenti che sono a Londra, che sperano di poter scappare per tornare a casa, o che sono negli Stati Uniti, che sperano di poter rientrare velocemente. Questa è la realtà, perché tutta come si può dire, questa sublimazione della fuga di cervelli, che sembra quasi che i ragazzi che sono rimasti qua siano degli imbecilli, e secondo me è sbagliato, il che non vuol dire che sono andati via i peggiori, sono andati via bravi ragazzi che giustamente fanno un'esperienza all'estero, ci mancherebbe, è giusto farla, però è giusto riposizionare un po' questa visione che diamo sempre, che gli altri sono sempre più bravi. Abbiamo capito che con questa vicenda la sanità che forniamo noi non è una sanità che si trova in giro per il mondo. Siamo d'accordo su questo o no? Voi lo sapete che in Gran Bretagna restano in casa, non è che se li vanno a prendere e li portano in ospedale. Lo sapete che nei paesi del nord Europa a 80 anni tu non puoi entrare nell'ospedale, devi morire a casa. Queste sono le indicazioni che danno alla popolazione. Ma lì fanno addirittura le maratone, sì, io me le ricordo queste frasi all'inizio del coronavirus. Lì non si fanno tanti problemi, però se la gente mi chiama e piange perché vuole tornare a casa e non riesce a trovare un mezzo per poter scappare e tornare a casa. E abbiamo i nostri ragazzi a Londra, ve lo dico io cosa stanno facendo, sono chiusi in casa con 2 giri di chiave. Io ho chiesto, ma scusate, la spesa? No, neanche la spesa, perché per fortuna esiste un'applicazione che ci facciamo portare la spesa, cioè evitiamo di uscire di casa. E tu dici perché? Perché se ci ammaliamo è finita, dobbiamo arrangiarci. Ecco, io passerei un attimo a giornali e agenzie. Francesco Dalmas a Sky News, con numeri così alti di positivi, tra l'altro asintomatici in case di riposo, anche 1 su 2 come Cesare Malanotti e Fenzi, state pensando a nuove forme di intervento da parte dell'US oltre a quelle già? Ma guardi, c'è il piano, dopo l'assessore Lanzarini ne parlerà, c'è il piano di sanità pubblica che è stato introdotto dopo ovviamente con la vicenda coronavirus. Vi dico che ci sono case di riposo che hanno un alto numero di contagiati, case di riposo che non hanno neanche un positivo. E non è che respirano l'aria di un altro continente. Peraltro, prima l'assessore citava Follina, o le 2 case di riposo di Fara di Soligo sono esattamente nella zona di queste 2 case che ha citato Dalmas. Per cui se ci sono due diciamo, attività che si fanno, l'isolamento dei positivi all'interno della casa di riposo se possibile, perché logisticamente sia possibile, oppure c'è lo spostamento di pazienti coronavirus o dei negativi, dipende poi dai numeri all'interno della casa di riposo, spostamento fuori dalla casa di riposo. Alda Manzan, il Gazzettino, prima domanda, la sperimentazione veneta sui test sierologici rientra oppure no in quella più vasta a livello nazionale? Le varie IP, immagino. Le varie? Le varie IP rientrano in una dinamica? Ah no, ma è ovvio che sono tutti dati condivisi. Considerate, dico a Alda Manzan, si consideri che il professor Plebani su 3.000 kit che aveva a disposizione, ci ha detto, ne ha già utilizzati 2.000, quindi ancora 1 migliaio di prelievi, di test da fare, e poi avremo già i primi risultati. E ovviamente sono in rete con il professor Lippi e con altre microbiologie del Veneto, che tipo Vicenza e Treviso, che fanno anche loro dei test sierologici. E seconda domanda, i
test sierologici eseguiti dai laboratori privati possono essere considerati attendibili e a cosa possono servire? Test sierologici di laboratori privati significa test rapidi o il prelievo del sangue? Perché a me risulta che i laboratori privati facciano, magari lo chiediamo ad Adda se ce lo specifica. Comunque i test sono sempre test che hanno una validazione in base alla certificazione che hanno, bisognerebbe capire che tipo di test. Cristina Giacomuzzo, giornale di Vicenza. Bonaccini, riportano i giornali nazionali, pare che ieri abbia rivendicato la possibilità di decidere su asili e scuole di infanzia, come a dire noi vogliamo riaprire forse già dal 4 maggio. Lei cosa ne pensa? No, nel senso che se è pur vero che siamo davanti a una fascia d'età tipo le scuole che è meno vulnerabile diciamo di fronte al virus, è altrettanto vero che diventano dei grandi carrier, dei grandi vettori del virus nelle famiglie e nella comunità. Carlo, posso inserire un attimo? Sì, prevedere che i genitori vadano a lavorare, i bambini li portano cioè dai nonni, come c'è necessità di prevedere qualche studente? Ma c'è assolutamente necessità, Massimo, anche perché il vero tema è quello della gestione dei ragazzi e dei bimbi, dei minori. È ovvio che trovare una soluzione non sarà facile. Cioè, a mio avviso la soluzione vera è quella di provvedere con un provvedimento a livello nazionale, perché poi c'è di mezzo il tema lavorativo, no? Magari molti sono disposti, che so, a ricorrere a un part-time piuttosto che ad avere un incentivo per avere qualcuno che accudisca i figli. Qualcuno mi scrive e mi dice: ma possiamo contare sui centri estivi? Se le regole sono quelle di oggi, le restrizioni sono quelle di oggi, ho l'impressione che i centri estivi sia dura. C'è chi lo fa, però nel momento in cui fa l'asilo aziendale vuol dire che vanno bene tutti gli asili, perché io ho visitato degli asili aziendali anche in passato, ci sono alcuni che hanno 20, 30, 40 bambini, cioè comincia a essere una popolazione rappresentativa. Sì, l'alternativa sono i nonni con tutti gli annessi e connessi. La signora domanda della Giacomuzzo, che l'avevamo interrotta, c'è l'ipotesi, la domanda, che dal 4 maggio si riapra in base alle zone rosse. Lei ne ha sentito parlare? No, non ho sentito parlare. No, poi abbiamo il collega Basso, in attesa che l'Avanzan, glielo chiedo pubblicamente, mi specifica quale serologico intende. Dice Basso, di TVA Vicenza, il governo insiste per un piano omogeneo di riaperture per la fase 2. Il Veneto si adeguerà o sceglierà una strada diversa con ordinanze ad hoc, come per esempio la riapertura di solo 2 giorni per le librerie contro tutti i giorni che prevede la DPCM? Ma noi possiamo solo che fare ordinanze restrittive e non estensive, per cui noi di certo di attività restrittiva non ne vogliamo fare. Però dobbiamo cercare di capire anche cosa c'era scritto nel DPCM, quindi se qualcuno pensa che fatto il DPCM il Veneto possa aprire oltre a quello previsto dal DPCM è impossibile, perché è la legge che ce lo vieta, quindi noi dobbiamo sperare che il DPCM interpreti le nostre istanze e le esigenze del Veneto. Specifica la domanda della Zanna, rifaccio appunto, i test sierologici, cioè sangue e prove sangue, eseguiti dai laboratori privati, possono essere considerati attendibili e possono servire? Ma certo, attendibili nel senso che attenzione, il test sierologico, quindi il prelievo del sangue, per spiegarci, siccome comunemente si chiama, qualcuno definisce test sierologico anche il test rapido, il prelievo del sangue non è altro che una verifica poi di laboratorio con tutta una processazione che non è semplice, per cui questo è il primo tema, per verificare la presenza degli anticorpi neutralizzanti. Quindi è una ricerca di natura scientifica. Cosa dice? Ci può solo dire che l'individuo testato può aver sviluppato anticorpi neutralizzanti, quindi aver avuto una risposta anticorpale che non è duratura, l'ha avuta rispetto all'essere stato contagiato, punto. Uno lo può fare per cosa? Allora, nella scala dei test
è quello oggi più complicato e più laborioso, perché il tampone ci dice se sei stato contagiato o no. Questo test ad oggi non è che ti dà certezze per il futuro, è un fatto oggi scientifico assolutamente da approfondire, ma non è che uno, vabbè, se lo fa, se l'obiettivo è quello di sapere se sei stato contagiato, ti basta o il tampone o anche una saponetta, nel senso un test rapido. Il sierologico è un'altra frontiera. Dopodiché sono validi? Assolutamente sì, perché immagino che il laboratorio privato che lo fa certificherà anche la fonte di processazione, quindi non è che il privato che ti fa il prelievo nel retrobottega c'è la macchina per fare il test, c'è una roba molto complicata, quindi immagino manderà in qualche clinica universitaria o in qualche struttura accreditata. Per quanto mi riguarda, io ho terminato ancora Gennaro e Rosato. Tra le ipotesi di apertura ci sono anche le ipotesi a scaglioni per età. Lei che cosa preferisce? Ma guarda, noi stiamo lavorando per fare per una soluzione sostenibile e rispettosa della libertà. Io ve lo torno a dire, se tutti siamo diligenti nell'utilizzare la mascherina e nell'avere i guanti quando possibile o quantomeno disinfettarci le mani, abbiamo risolto il 90 e oltre per cento dei problemi. Perché, ve lo ripeto, i nostri medici al fronte si sono infettati per l'1,3%. Quindi, se noi fossimo stati un popolo che in virtù, di un'epidemia passata avessimo utilizzato come regola l'utilizzo della mascherina, non avremmo avuto questo contagio, perché saremmo stati tutti già messi in sicurezza, ed è esattamente quello che tentiamo di fare per il futuro. Un'ultima domanda, se posso. Sull'ipotesi di elezioni regionali a luglio, era uscita qui che era possibile anche a luglio, poi però c'è stata si è aperto ovviamente il dibattito politico anche con le altre forze presenti alle elezioni. Lei che cosa, Ma guarda, io ti dico, primo che ho ben altri pensieri che sto qui a pensare a quando bisogna andare a votare. Dopodiché i cittadini che ci ascoltano e che ti ascolteranno, che vedranno il tuo servizio, dico questo. Dico che ci sono 6 regioni e un bel po' di comuni che scadono a fine maggio. Cioè finisce il loro mandato o la loro legislatura a fine maggio. Ci sono 2 ipotesi: fare una proroga come vorrebbe qualcuno fino a ottobre-novembre e quindi pagare lo stipendio a degli amministratori prorogati, no? Che non hanno più titolo per governare ma verrebbero proprio con una legge prorogati, oppure dire, come sostiene un'altra linea di pensiero, cioè quella ad esempio dei governatori, che è giusto andare al voto il prima possibile, compatibilmente con il rispetto di tutto quello che è il tema sanitario. Allora, se si va il prima possibile, sembra che il prima possibile siano i primi di luglio, saremo davanti a uno scenario nel quale, se è vero che il 4 maggio si riparte, vuol dire che dopo 2 mesi dalla ripartenza uno non è che può dire non c'è nessuno in giro. Stiamo parlando di 2 mesi e un po' di giorni. Quindi non è vero questo, non è che si va a votare domani mattina e siamo ancora tutti a casa chiusi in casa. Punto, dico questo. Io penso che sia giusto che i cittadini possano eleggere i loro rappresentanti. Sembra ci sia una proposta del governo per dedicare questa finestra di luglio alle regioni, e non nego che le regioni sono d'accordo, ma dico anche che secondo me è intelligente come soluzione. Perché? Perché vi ricordo che l'OMS ha certificato che avremo un'altra ondata di coronavirus a settembre, ottobre, novembre, insomma l'autunno. Prevedere una data per le elezioni in autunno significa, primo, non andare più a votare, perché se torna l'infezione non si va più a votare. A quel punto la proroga non sarà più di 6 mesi, ma ad libitum, no? Andremo all'estate. 2, i governatori in ogni caso devono avere pieni poteri, e questi escono solo dalle urne, perché sono coloro che gestiscono la sanità. Non è che tu puoi mettere lì a gestire la sanità uno che è già scaduto da 6 mesi e non può... Cioè, capite che è una roba imbarazzante? Oltre a dover fare approvare i bilanci e quant'altro. Non è un caso che la sessione elettiva canonica sia primaverile. Perché?
perché tutti devono fare i bilanci in tempo per fine anno, ma se tu mandi le amministrazioni a votare a ottobre-novembre, il bilancio tu non lo vedi per fine anno. Settembre non è una data possibile. Ma guardate, io ho sentito questa storia di settembre, ma guardate, posso dire, capisco che c'è gente che si sta struggendo, sta perdendo ore di sonno per sta roba qua. Io no di certo, le perdo per altro, ma non per le elezioni. Allora, ho letto da qualche parte che qualcuno illuminato ha detto che si potrebbe andare a votare il 15 settembre. Vuol dire che un mese prima è il 15 agosto, cioè facciamo la campagna, visto che hanno detto che è una limitazione della democrazia andare a votare a luglio. E a voi sembra una libertà della democrazia chiedere ai cittadini di partecipare a una campagna che inizia a Ferragosto? Invece io non so, cioè, o vivo in un altro mondo io. Oltretutto le liste dovrebbero presentarle nella settimana prima di Ferragosto, con l'eventuale raccolta di firme, perché bisogna anche avere le firme per presentare le liste, a meno che non ci siano gruppi che sono già riconosciuti. Ma siccome dobbiamo ragionare in senso assoluto, se Mario Rossi vuole presentare una sua lista deve raccogliere le firme, gliele facciamo raccogliere la settimana di Ferragosto. A me non parla una gran pensata, È più facile che a giugno ci siano persone disponibili ad andare a incontrare un candidato che a Ferragosto, o no? Comunque, scusa, e ho chiuso, siccome vedo un dibattito che è anche lunare, vi ricordo che è il governo che deve fare un decreto per decidere tutte queste robe, non le decidiamo noi. E vi ho detto qual è la posizione dei governatori, che è limpida, chiara, prima possibile. Tosato, Martino Di Paolo. Presidente, dunque, mi sembra che una delle caratteristiche del Veneto in questa crisi sia stata quella della sinergia con la comunità scientifica, con le università, con i biologi, con i medici, con gli epidemiologi. Allora, c'è un comitato scientifico insegnato in regione con figure che ormai abbiamo imparato a conoscere. La domanda: qual è la valutazione del comitato scientifico circa i rischi e le possibilità di una riapertura? Cioè, nelle interlocuzioni con gli scienziati che fanno consulenza e supporto scientifico alle scelte della regione, qual è la loro valutazione? Ma guardate, io non partecipo, noi non partecipiamo ai lavori perché è giusto che sia così, cioè sono gli scienziati, sono gli esperti ed è giusto che siano assolutamente indipendenti, però ai quali chiediamo il loro parere sui piani che portiamo. E nel piano di sanità pubblica, ad esempio rispetto all'apertura, loro esprimono il parere su quello che sono anzi hanno già espresso il parere se non sbaglio. Verrà integrato con le osservazioni che daranno i sindacati e i lavoratori, ma il parere sul fatto che si utilizzerà la mascherina con queste modalità, saranno i gel, i guanti, il distanziamento sociale e la misura della temperatura e quant'altro. Quindi indirettamente, approvando questo schema, anche loro immagino condividano questa è una messa in sicurezza. Presidente, volevo chiedere cosa Prego. pensa dell'aggressione? Sempre dire chi si è. Sì, certo, sono sempre Filippo Coris, Mediano Test. Quale aggressione? Ad Albignase c'era un ingegnere forse in funzione che stava facendo jogging ed è stato aggredito da due persone, credo che aggredito perché era senza la mascherina. È stato picchiato. Guarda, non so nulla di sta roba. Sì, è scritto, è stato ripreso anche da diversi siti nazionali. Guarda, ho poco tempo per leggere notizie e giornali. Che si arrivi a una caccia all'orrore, cioè si è parlato spesso. Guardate, allora, innanzitutto è deplorevole da condannare, punto e basta. Condanniamo assolutamente chi ha fatto l'aggressione ed è deplorevole anche chi esce senza mascherina, perché comunque non sto giustificando l'aggressore, cioè da condannare senza se e senza ma, però sposto un attimo anche il punto di osservazione a prescindere da quello che è accaduto e vedo una persona che è uscita senza mascherina. Vuol dire che non abbiamo coscienza che mettiamo a repentaglio la nostra salute, ma soprattutto quella degli altri. E vi devo anche dire che in base a quello che scrivono a noi non si arriverà alle aggressioni, ma c'è molta sensibilità. Quindi lo dico, anche io stamattina arrivando qui a Marghera ho visto un signore che
che correva, a parte il fatto che mi sono chiesto dove stava andando, ma lasciamo perdere questo, no? Mi sono chiesto delle distanze, ma era senza mascherina. È un irresponsabile. Se mi sente, sappia che mi riferisco a lui, perché senza mascherina vuol dire veramente che pensi che sia semplice noia di gente che fa burocrazia. Cioè, guardate che lo facciamo, è per il vostro bene, che sia chiaro. Non è che lo facciamo perché dobbiamo vendere mascherine. A proposito, queste mascherine qua noi non abbiamo speso un centesimo. 10 milioni di mascherine, costo zero. Se lo vedo in qualcuno nei tutorial dice adesso vogliamo sapere quanto le ha pagate, niente. Lo dico anche in Veneto così capisce anche tutti quelli che non capisse l'italiano. Ah boh? Cioè non abbiamo pagate niente, basta, cioè. Perché effettivamente a noi arrivano tantissime telefonate, messaggi da parte dei telespettatori che ci chiedono, per esempio una signora ci ha chiesto perché io non posso fare 200 metri o 300 metri per sentirmi legati assieme a mio marito, se noi siamo tutti e due alla mascherina, e visto che passiamo tutto il tempo assieme a casa. Sì, guarda, questo è comprensibile. Allora, i veneti sono stati tolleranti e rispettosi delle norme. Si pensi che questa è l'ultima finestra di restrizioni, no? Perché poi è inevitabile. Abbiamo chiesto le uscite individuali perché mettetevi nei panni di chi deve progettare e programmare una restrizione totale. Se cominciavamo a dire ok, potete uscire, si formavano i gruppetti. La vera preoccupazione dal punto di vista sanitario è che non ci fosse aerosol di vapore acqueo che quindi contagiasse qualcuno. Adesso finirà anche questa storia dell'uscita individuale e passiamo, ovviamente con questa gradualità, passiamo a quello che è il normale uscire con le persone con le quali si vuole uscire a fare una passeggiata, a fare qualche attività. Bene, io passerei all'assessore Lanzalì e poi ci auguriamo buona domenica. Grazie mille, grazie. Allora, abbiamo pressoché finito tutto il giro per quanto riguarda le strutture per anziani, quindi le case di riposo. Domani, come diceva il Presidente, vi diamo i dati aggiornati, quindi mancava un 15% per quanto riguarda gli ospiti dall'ultimo dato che avevamo dato noi e un 5% per quanto mancava agli operatori, quindi vi diamo il totale, la totalità. Le percentuali sono però confermate, quindi il 6% di positivi tra gli ospiti e il 3%, 3,1% insomma rispetto agli operatori. Come si diceva, ci sono tantissime strutture cosiddette pulite, nel senso che hanno zero positivi sia tra gli ospiti e gli operatori. Ci sono altre strutture che sono state attaccate in maniera molto più forte. Andremo anche a capire perché cosa è successo all'interno di queste strutture. Ricordiamo che noi siamo già all'interno delle strutture, dei team in quelle strutture, con dei team che sono stati costituiti dalle aziende sanitarie, che quindi girano all'interno di queste strutture per verificare appunto le condizioni, per capire se sono state rispettate le indicazioni che abbiamo dato di isolamento tra positivi e negativi, per capire anche da un punto di vista clinico che tipo di terapia stanno somministrando e anche per fare la terapia a domicilio, accanto quindi ai team che sono oggi stati costituiti in ogni singola azienda e vanno appunto in giro in queste, vanno a visitare, ma anche all'interno delle strutture ci sono anche le USCA, le unità speciali di continuità assistenziale. Domani vediamo il dato complessivo di tutte le USCA che sono state costituite. Anche le USCA entrano nelle case di riposo per fare le stesse cose, le stesse verifiche. È chiaro che oggi che noi abbiamo una fotografia complessiva, non è una fotografia che viene cristallizzata, ma è una fotografia, come diceva il Presidente, che verrà aggiornata e monitorata, quindi con uno screening ogni 10-15 giorni, quindi tornerà poi anche a fare dei test per capire, perché poi sapete insomma che la situazione è una situazione al momento, quindi torneremo e continueremo comunque a fare queste verifiche. È chiaro che l'azione che noi anche oggi stamattina e che ridiremo e anche emaneremo eventualmente altre linee guida che poi saranno diffuse è quella che
avendo comunque molte strutture che sono oggi pulite, intatte, dobbiamo tenerle in questo stato. Quindi cosa vuol dire? Presenza di DPI, utilizzo di DPI, vuol dire attenzione rispetto a chi entra, chi esce, massima attenzione su tutti quelli che sono i processi di sanificazione, di pulizia, di igiene, e quindi ribaderemo ancora di più queste indicazioni. Assessore, ecco una domanda, siccome lo citavate voi stessi, ci sono dei casi in cui case del posto, anche in un raggio spaziale limitato, presentano un andamento opposto. Ce ne sono che sono poderetti pieni di contagiati, ce ne sono che sono immuni. Allora, in attesa di definire nel dettaglio le ragioni di questo, mi pare evidente che a comportamenti diversi sono seguiti esiti diversi. O sbaglio? Sicuramente è chiaro che l'andamento segue quelli che sono stati i comportamenti, le linee che sono state seguite all'interno di ogni struttura. Quindi noi abbiamo emanato circolari, allora la prima circolare che noi abbiamo emanato è il 6 di marzo, poi ne abbiamo emanata un'altra il 16 di marzo e quella del piano di sanità, e quindi con i piani che ci sono tornati da ogni singola azienda, del 30 o del 31 marzo. Quindi si sono susseguite anche le circolari che noi abbiamo mandato con le linee di indirizzo, i comportamenti da tenere o comunque le indicazioni, quindi separazione, tutto questo. È chiaro che poi sicuramente ci sono delle strutture che probabilmente anche per una questione logistica sono riuscite a adeguare, sono riuscite probabilmente a mettere in atto subito alcune linee, altre no. Però lo verificheremo, insomma, andiamo a capire anche questa cosa qui. Oggi quello che interessa a noi è comunque riuscire a isolare i positivi dai negativi, ricoverare le persone che sono da ricoverare, perché io vi ricordo che noi avremo oggi, è un dato che vado a memoria, però dalle case di riposo avremo circa 250 persone ricoverate negli ospedali, quindi quando hanno bisogno di ricovero vengono poi trasportate negli ospedali e inserite nei reparti Covid. Quando invece riescono ad essere assistite all'interno della struttura, vengono assistite all'interno della struttura con però anche l'avallo di professionisti che arrivano dagli ospedali. Una domanda, anzi due devo fargli. Una che ci viene richiesta con Filippo Forest. Sempre Filippo Forest di Rete Bene. Di Antena 3. Di Antena 3. La prima c'entra più o meno con la casa di riposo, però siamo veramente, riceviamo tante telefonate di anziani che ci dicono quando potranno riaprire i centri di urni. La seconda riguarda ovviamente le aperture delle aziende, se come assessorato alla salute state seguendo per esempio la partita dei trasporti pubblici, dando delle linee alle aziende di trasporto su come dovranno essere, appunto, come dovranno funzionare in questa delicata fase di transizione. Allora, i centri diurni semiresidenziali, anziani, disabili, sicuramente fino al 3 di maggio rimangono chiusi. Poi vediamo qual è l'evoluzione rispetto appunto cosa succederà dopo il 3 di maggio e quindi capiremo. È chiaro che anche lì, insomma, i centri anziani con aggregazione di anziani, voi capite se sono comunque il target più sensibile, più vulnerabile, dovremmo comunque fare i ragionamenti prima di aprirli. Per quanto riguarda i centri disabili è chiaro che invece una risposta probabilmente alle famiglie ma anche alle persone, insomma, che hanno bisogno a un certo punto anche della socialità a cui erano abituati e che le abbiamo un po', insomma, ogni giorno, insomma, a questa quotidianità. Quindi dei ragionamenti sicuramente li dovremmo fare e cerchiamo di farli. Nel frattempo noi abbiamo cercato di spingere per un'assistenza a domicilio, quindi dove è possibile abbiamo detto agli operatori che erano gli operatori dei centri diurni per disabili di andare al domicilio, di fare delle prestazioni al domicilio, insomma. Poi sappiamo che non è possibile in tutti i casi per tutte le tipologie, insomma, ecco, e sappiamo che in molti casi hanno bisogno del supporto per i disabili non più giovanissimi che sono a casa con i familiari, i genitori anziani, quindi lì dovremmo, insomma, cercare di capire come dare una risposta.
Per quanto riguarda il trasporto TPL, nell'incontro che abbiamo fatto con le parti sociali abbiamo detto che il piano dei trasporti deve andare in parallelo con la riapertura, perché chiaramente il problema del trasporto, di come arrivare nel luogo di lavoro in sicurezza e rispettando, deve andare di pari passo, quindi anche su questo insomma c'è un confronto, ma anche insomma stanno lavorando su questo. Questo avete per esempio che in un autobus sia un posto sì un posto no, che si debbano osservare? Valuteremo e verificheremo con l'assessore ai trasporti, con la collega De Berti rispetto a questo. Rispetto, voi sapete, si parla anche di turni, si parla insomma di scaglioni, quindi insomma sono delle valutazioni che andranno in parallelo con le riaperture. Adesso l'assessore Bottacini lascia prendere il posto dell'assessore Nazzarin, perché tra l'altro ha prioritariamente, scusi Filippo, un chiarimento su quella che adesso la rimota a definire fake news. C'è la fake news? C'è la fake news, c'è la fake news. Siccome sta generando un po' di confusione il fatto che è apparsa una FAQ nel sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativa agli orti, dove si dice che il cittadino può andare a coltivare il proprio orto se è per autoconsumo, anche se è distante da casa. Poiché, e questo vale anche allo stesso modo per quanto riguarda far la legna, poiché c'è un riferimento al codice Ateco, dicono sì, lo può fare perché rientra nel codice Ateco delle attività che possono continuare. Allora, so che anche l'UNCEM si è attivata chiedendo al governo un chiarimento, perché ricordiamo che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri parla di 3 casistiche per spostarsi: motivi di lavoro, motivi di salute e urgenti indifferibili. Siccome nei secondi 2 non rientra, il fatto che citino il codice Ateco pare che rientri nel primo ambito, però se rientra nel primo ambito risulterebbe che lo può fare solo chi svolge attività di agricoltore con partita IVA, e questo sta creando grossi problemi. Molti cittadini, moltissimi, mi hanno contattato dicendo che hanno anche i carabinieri o la polizia di Stato e che lo interpretano che lo può fare chi è agricoltore con partita IVA e quindi attività lavorativa, ma non lo può fare chi non lo è. E questa FAQ, che è all'interno del sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sta creando molti problemi. Noi abbiamo posto la questione alla Presidenza del Consiglio, so che l'ha fatto anche l'UNCEM, lo stanno facendo anche altri, però ho presente, siccome tanti mi contattano, che carabinieri e polizia interpretano in questo modo, e quindi attenzione, perché la FAQ, questo lo dico a livello generale, non ha valore giuridico, ma fa testo il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, quindi al di là di un'interpretazione, dopo quando arriva il ricorso, quando arriva la sanzione, insomma. Volevo solo sottolineare questo aspetto perché sta creando tanto dibattito, vedo decine e decine di messaggi. Filippo. Sì, qualche aggiornamento sull'ospedale Catariota? Ma l'ospedale sta andando avanti, ieri è stata costruita tutta la carpenteria della parte centrale, quindi il corpo più grande, 3.200 metri quadri. È stato deciso dai nostri tecnici, o meglio dei tecnici della sanità, perché sono loro ovviamente gli specialisti, che verrà mantenuto un numero di posti letti ridotto, verrà occupato tutto lo spazio, ma con spazi larghi, insomma, ok? Questo anche perché, fra l'altro, le normative nostre sono diverse rispetto alle loro, e questo vale, per esempio, uno dei tantissimi problemi che riscontriamo nella quotidianità sono l'impianto elettrico di quell'ospedale non è a norma con i nostri impianti elettrici, quindi stiamo rivedendo mentre lo costruiamo anche alcune cose in corso d'opera. Sta andando avanti, sono impegnati i volontari della Protezione Civile che ringraziamo, c'è l'Associazione Nazionale Alpini, c'è il Nucleo Provinciale di Padova, saranno coinvolti anche altri gruppi. Ricordo che sono 493 le organizzazioni di protezione civile in Veneto, quindi non vorrei che qualcuno poi
Ma mi hanno dimenticato. Coinvolgiamo tutti con turni diversi e ad oggi i volontari della Protezione Civile del Veneto hanno erogato oltre 60.000 giornate uomo su varie attività che magari passano inosservate, ma ad oggi abbiamo fatto i conti, abbiamo superato le 60.000 giornate uomo regalate dai volontari della Protezione Civile alla collettività. E con questo buona domenica e come dice qualcuno più ampio di me, buon bravo. Abbiamo visto, si è appena conclusa la puntuale conferenza stampa nella sede regionale della Protezione Civile. Tra l'altro lo stesso assessore Giampaolo Bottaccin ha ricordato l'impegno che quotidianamente stanno dando i volontari e le volontarie della Protezione Civile in questi giorni così difficili, comunque in prima linea per aiutare, per dare una mano a chi è in sofferenza e dare una mano davvero ad appoggiare, abbiamo visto anche per quanto riguarda la costruzione di questi elementi che sono indispensabili proprio per tutelare la salute delle persone. Andiamo a vedere assieme allora anche nello specifico i dati che sono stati divulgati dall'azienda Zero, li ha dati anche il governatore poco fa nel corso della sua conferenza stampa, ma li vogliamo rivedere assieme nel dettaglio, i dati relativi alle 8 di questa domenica 19 aprile. Allora, intanto guardiamo questo più 243 nuovi casi positivi per un totale di 15.935 positivi. Nello specifico, attualmente positivi sono 10.210, le persone decedute in ospedale e in strutture extra ospedaliere 1.087, questo sempre dal 21 febbraio ad oggi, quindi da quando è partita l'emergenza. I negativizzati al virus, al Covid-19, 4.638. Soggetti in isolamento domiciliare, e questo è il dato relativo alle 8 di ieri sera, alle 8 quindi di ieri sera, sabato 18 aprile, 11.913. Due dati direi decisamente positivi, sono quelli che riguardano intanto le persone che sono ricoverate in area non critica, questo meno 23, quindi 23 persone che sono uscite dall'area non critica, 1264 in totale, e un altro dato positivo è questo meno 6, quindi 6 persone che sono uscite dalla terapia intensiva. Da sottolineare questo meno 6 per un totale attualmente di 184 pazienti ricoverati in terapia intensiva, quindi in area critica. 319 invece sono le persone che sono ricoverate, negativizzati virologici che sono ricoverati attualmente, 918, quindi più 18 rispetto a ieri, sono le persone decedute, quindi 918 un totale, 2089 le persone che sono state dimesse dall'ospedale. Di conseguenza torniamo a vedere questi 248 nuovi casi positivi per un totale di 15.935 positivi, come ha ricordato poco fa lo stesso governatore Zaia nel corso della conferenza stampa che si è appena conclusa. E a soffrire maggiormente in questo periodo inevitabilmente è tutto il settore economico produttivo. Allora uno spaccato è stato fatto proprio dalla presidentessa dell'Asso Industria Veneto Centro, Maria Cristina Piovesana. Sentiamo. Il 40% delle imprese ha problemi gravi. 15-20 giorni fa era circa il 14% delle imprese, perciò significa che questo lockdown effettivamente sta facendo molto male alla nostra economia. L'emergenza economica è tutta qui nelle cifre che Confindustria ogni giorno registra attraverso il suo centro studi, una caduta libera che potrebbe essere arrestata solo con l'effettiva partenza della fase 2. La data del 4 maggio, ha confermato il Premier Conte, è perentoria, non ci sarebbero le deroghe di cui si è parlato per tutta la settimana, come per la moda o il settore auto. Questa era la richiesta degli stessi industriali e di buona parte delle categorie economiche venete. Era anche tempo che venisse fatta chiarezza e perciò se il 4 maggio sarà la data di apertura di tutti, bene così. Dopodiché ci potevano essere anche delle aperture differenziate, perché a onor del vero questo è un paese che ha industrie e filiere molto diverse. Del resto i competitor non stanno ad aspettare, né tantomeno i fornitori. Ad esempio la Germania, dove ci sono alcune filiere, alcuni concorrenti
che oggi sono aperti in tanti settori dove invece noi siamo chiusi. Questo è stato denunciato da tantissimi, raccontato da tantissimi imprenditori e da diversi colleghi che appunto hanno esperienza diretta. Resta una ripartenza comunque da programmare. Una fabbrica chiusa da oltre un mese non ritorna certo alla piena produttività in 24 ore, tante troppe anche le variabili economiche, ma sul fronte della sicurezza, assicura Piovesana, tutto è pronto. Innanzitutto abbiamo già procurato e stiamo procurando tutti quelli che sono i dispositivi. Io per esempio, parlando della mia impresa, i dispositivi ci sono già, perciò quando le persone rientreranno effettivamente la misurazione della temperatura, le mascherine, i guanti, insomma tutto ciò che è necessario, oltre alla sanificazione da fare degli ambienti di lavoro, oltre ai dispositivi, il lavaggio delle mani frequente per chi effettivamente non indossa guanti. È chiaro che questo è un must. Quindi abbiamo sentito tutte le misure, le cautele, le misure di sicurezza e le cautele saranno da ovviamente prendere e seguire in maniera assoluta, indispensabile questo perché il lavoro possa riprendere, ma possa riprendere in totale sicurezza. E io mi fermo qui, ricordo alle 16 l'appuntamento con lo spazio dedicato ai più piccoli e poi dalle 16:30 in poi spazio alla Zumba, al Tai Chi, Pilates, ginnastica dolce e alle 18 l'appuntamento invece è con la messa in diretta dalla Basilica del Santo di Padova. Una buona giornata.